Da oggi la Croce Rossa Italiana gestirà il centro di accoglienza hotspot di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Sull'isola già da qualche settimana sono stati portati dei mezzi speciali della Croce Rossa, compreso un pullman di grandezza media che servirà a trasferire i migranti dal Molo Favarolo fino all'interno del centro. Sarà infatti il personale della cooperativa sociale Badia Grande a proseguire la sua attività con Croce Rossa Italiana, che da oggi gestisce il centro. Lo rende noto la CGIL Sicilia, che esprime soddisfazione per un risultato frutto di una trattativa che ha designato un percorso di tutela occupazionale passato da una serie di colloqui per verifica dei requisiti dei soggetti interessati e da una corsia preferenziale per chi è in possesso dei requisiti e che aveva precedentemente lavorato nell'hotspot. Abbiamo ottenuto non solo la salvaguardia occupazionale di tutto il personale che vorrà continuare a lavorare presso l'hotspot, afferma il segretario della CGIL Franco Lucchesi, la segretaria regionale Concetta La Rosa e la coordinatrice funzione pubblica del terzo settore De Pasquale, ma anche migliori condizioni retributive con la sicurezza del pagamento regolare degli stipendi, condizioni che non erano garantite dalla cooperativa che gestiva precedentemente i servizi. Le parti hanno anche concordato che laddove Croce Rossa Italiana dovesse sottoscrivere ulteriore convenzione per la gestione di nuovi centri di accoglienza, ci sarà un percorso di confronto a tutela dei livelli occupazionali sulle condizioni di lavoro.